Siamo con Greta Ponte, match winner oggi. Greta, era un periodo difficile, oggi è stato sicuramente uno step, però il Vittorio deve continuare così. Assolutamente, venivamo da un periodo non facile con qualche problemino da risolvere, diciamo così, però cuore e testa hanno fatto la differenza e oggi si è visto. Speriamo di continuare così, il mister è preparato, il mister ci invoglia a fare sempre meglio e la squadra c'è, si è vista oggi. Serviva una scossa dunque a questo Vittorio Veneto e l'ha trovata in queste 2 giornate, anzi soprattutto oggi ovviamente. L'Unter era sicuramente una squadra difficile perché non perdeva in campionato da circa 10 giornate e superarlo non è stato sicuramente semplice. No, oggi abbiamo fatto noi la scossa, abbiamo creato noi la scossa, loro sono davvero una bella squadra, sono grintosi, non malano niente, si è visto, alla fine eravamo quasi sotto assedio, però siamo riusciti a tenere bene, di squadra, unite, e siamo riusciti a portare a casa la partita finalmente. Un altro gol per te, dove vuoi arrivare allora Greta in campionato quest'anno? Un altro gol è andata bene, sicuramente come dico sempre, se gli attaccanti segnano è merito di tutta la squadra, quindi un merito a loro, un grazie a loro che ovviamente siamo un gruppo unito, quindi se vince una, se segna una, segnano tutte. Speriamo di continuare così, insomma, quest'anno sembra essere partito bene, quindi... Diciamo che ti stai togliendo diverse soddisfazioni. Assolutamente sì, finalmente sì, riprendo un po' di fiducia in me e cerchiamo di andare avanti così. Grazie. Siamo ora con Mister Toffolo. Fabio, servivano i 3 punti oggi, al di là di come si esprimeva il gioco della squadra, però questo era il punto fondamentale della giornata odierna. Sì, oggi l'importante non era giocare, ma era portare a casa i 3 punti. Le ragazze hanno fatto il possibile e l'impossibile perché hanno lottato su ogni pallone dal primo all'ultimo minuto. E questo è lo spirito giusto che voglio e che vorrei fino alla fine. Dopo oggi abbiamo lottato su ogni pallone, quindi la cattiveria e l'approccio è stato diverso rispetto a quello di domenica scorsa. E avevano voglia di fare bene, avevano voglia di fare una gran prestazione, avevano voglia di fare 3 punti. E rischiando poco e niente, qualche azione sporadica al primo tempo, il secondo tempo l'abbiamo gestito bene. Diciamo che non è stato semplice giocare oggi con l'Unterland, anche perché veniva da una serie di filotti di risultati utili importante. Sei stato a lungo in questa settimana impegnato con le ragazze, hai provato tante cose, secondo te qual è riuscita meglio? Beh, sinceramente devo fare i complimenti alla squadra avversaria perché gran bel complesso, ordinato, si vede che giocano da tanto insieme e se hanno fatto 10 risultati utili consecutivi vuol dire che c'è tanta roba positiva. E durante la settimana si comincia a conoscere bene le ragazze, quindi comincio a vedere le qualità, i difetti, dove si può lavorare. Mi sono piaciute soprattutto in fase di non possesso, quindi la linea difensiva, le ragazze esterne che davano una mano, le centrocampiste che lottavano con le scalate giuste, quindi pian pianino ci lavoreremo un po' dappertutto. Qualcosa di mano, come si dice, del mister si è visto, anche perché sulla casella gol subiti c'è lo 0 oggi finalmente. Sì, e non è merito del mister, è merito delle ragazze, perché era 4 partite che prendevano gol. Una squadra come la nostra che vuole raggiungere certi obiettivi deve migliorare in fase difensiva, quindi non possiamo essere la peggior difesa delle prime 8, ma dobbiamo essere la miglior difesa da qua a maggio e ci lavoreremo insieme per raggiungere questo risultato. Siamo con Mister Trentini. Allora, analizzando un attimo la partita, mister, si può dire che l'Unterland ha messo il filo da torcere sicuramente a questo Vittorio Veneto, però il Vittorio Veneto ha trovato i 3 punti oggi dopo un periodo difficile, sinceramente. Ha sconfitto un Unterland sicuramente che veniva però da 10 risultati utili. Sì, noi abbiamo fatto bene, abbiamo iniziato con una sconfitta e poi abbiamo inanellato 10 risultati utili. Domenica abbiamo giocato il derby, è stato sospeso per neve, stavamo vincendo. Abbiamo affrontato la partita sapendo di giocare contro una grande squadra. Abbiamo interpretato bene la partita, soprattutto il secondo tempo. Quindi io sono estremamente contento della prestazione delle ragazze, di quello che hanno dimostrato
E poi ripeto, venire a Vittorio Veneto contro una squadra che vuole competere per le posizioni alte, insomma, prendere una traversa, sbagliare un gol a 2 minuti dalla fine e concedere solo dei contropiedi al Vittorio Veneto, non posso che essere soddisfatto, insomma. Sicuramente un Unterland Amen che nel primo tempo ha giocato sinceramente bene, poi per i primi 20 minuti circa poi si è un attimo perso, nella ripresa invece forse in finale per tentare proprio, come hai detto, il pareggio, però non è arrivato. Ma questo è il calcio, insomma, no? Non lo invento io sicuramente, insomma, noi siamo partiti bene perché l'avevamo preparata bene la gara, quindi secondo me i primi 20 minuti abbiamo giocato meglio noi. Poi è uscito sicuramente il Vittorio Veneto perché ha delle grandissime individualità, noi l'avevamo preparata proprio su queste individualità che hanno loro e sapevamo dove potevamo colpirli e farli male. Il secondo tempo negli spogliatoi ci siamo parlati, abbiamo capito che dovevamo leggermente giocare in maniera diversa, cosa che abbiamo fatto un po' con fatica all'inizio del secondo tempo, invece poi alla fine abbiamo giocato molto bene, insomma, quindi creando un assedio e avendo anche qualche occasione. Certo che poi il calcio è questo, insomma, no? Adesso ci sarà ancora una giornata sabato prossimo dove l'Unterland dovrebbe giocare in casa, se non sbaglio, Con San Bonifacio. e quindi se non erro oggi dovrebbe aver pareggiato secondo i risultati che abbiamo, ma non sono ancora ufficiali. Sarà sicuramente una battaglia anche sabato prossimo. Ma noi andiamo in campo ogni domenica, ogni sabato per far bene, a prescindere dall'avversario. Insomma, noi sapevamo che adesso dovevamo incontrare le prime 3 in classifica, la prima l'abbiamo affrontata perdendo con l'onore, adesso vediamo cosa siamo capaci di fare sabato sul nostro campo. Ma queste ragazze hanno ancora tanto da dire, insomma, quindi sono fiducioso che faremo una bella gara. Grazie mister. Grazie a lei.